Eccoci al termine della terza gara di campionato, Sarzana contro Prato, terminata 9-7 per il Sarzana. Siamo con Maurizio Baldesi che questa sera ha segnato 2 delle 7 reti del Prato. È stata una partita combattutissima, tantissime conclusioni, tante reti. Alla fine il Sarzana ha aperto la partita, poi il Prato è stato bravo a trovare subito la rimonta e a gestire il vantaggio che ha portato avanti fino ai primi minuti del secondo tempo. Poi il Sarzana è riuscito a trovare un'ulteriore rimonta e portare a casa la partita. Come hai visto le due squadre? Come hai visto la partita di questa sera? È stata una bella partita, molto equilibrata, a fasi alterne, prima meglio una squadra, poi meglio un'altra, molto vibrante anche data dalla pista. E fino a 7-8 minuti alla fine si vedeva un bel equilibrio in campo. Poi c'è stato quel break, come dicevi te, del Sarzana che ci ha spezzato le gambe. E è una cosa che ci succede già da diverse partite e dobbiamo essere più bravi noi a reagire di nuovo. Ora il Prato tornerà ad anno nuovo con la prossima in casa contro un avversario difficilissimo, il Matera. Sì, sicuramente il Matera è una delle candidate alla promozione, ma noi in casa nostra non abbiamo paura di nessuno e abbiamo bisogno di fare punti anche per sbloccarci da questo momento, sicché speriamo di iniziare il nuovo anno meglio come abbiamo finito questo.